Presenza capillare nel territorio, una divisa garanzia di sicurezza. I carabinieri lanciano l'allarme per una delle fasce più deboli della popolazione in occasione della festa per i 204 anni dalla fondazione. Segno meno per diversi reati, compresi i furti. A saltare all'occhio è l'aumento delle truffe agli anziani. 300 quelle compiute nel Veneto nel 2017, un giro del malaffare da 750.000 euro, 130 quelle scoperte. Una priorità operativa, spiega il generale di brigata Giuseppe Lagala. I primi risultati quest'anno sono stati molto confortanti e speriamo appunto di limitare o comunque, se possibile, sconfiggere totalmente queste organizzazioni che approfittano della debolezza appunto degli anziani. Sempre più numerosi gli incontri sul territorio, come quelli porta a porta dei carabinieri rigorosamente in divisa. Una strategia che stiamo seguendo fra le altre, anche per contrastare questo tipo di fenomeni, è contattare quanto più possibile i possibili obiettivi dei criminali con un porta a porta. D'altra parte è tradizione dell'arma, abbiamo i comandanti di stazione, i carabinieri della stazione che sono conosciuti nel paese e quindi diciamo che è sempre stata la tradizione dell'arma avere un servizio porta a porta, è una vocazione. 1200 gli arresti in Veneto, 9.000 le persone denunciate, a Padova quasi 100.000 le chiamate al 112, sempre più servizio di prossimità. In crescita gli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza, 178 le patenti ritirate tra la città del Santo e la provincia, dove nel 2017 sono state elevate oltre 1.500 contravvenzioni.